Toni accesi nell'incontro organizzato da Progetto Nord-Est sul tema dell'immigrazione e sulla prossima apertura di un centro d'accoglienza a Somma Campagna. Bene, allora il ministro Maroni di Varese è venuto qui in Veneto per calarci un centro di raccolta di immigrati. Noi siamo qua per dire alla nostra gente che noi siamo dalla loro parte e il ministro Maroni va a farselo a casa sua il centro di accoglienza. Sul nostro territorio comanda la nostra gente e la nostra gente ne ha abbastanza, ne ha le tasche piene di mandare soldi in giro per l'Italia e ricevere in cambio clandestini. Noi non ci fermeremo di fronte a nessuno e qui con noi ci sono i nostri ragazzi, ma c'è soprattutto la nostra cittadinanza, la nostra gente che non ne vuole più sapere, ha le tasche veramente piene di questa situazione. Quella del PNE è una ferma opposizione alla realizzazione del centro, che ha trovato consensi anche tra i cittadini. Sono tante persone con noi questa sera e sono venute apposta perché questo problema è sentito. Noi siamo con loro, PNE assieme a loro, e le persone saranno sempre di più. Noi cominciamo solo questa sera, lo sappiano i padroni del vapore. Noi siamo qui questa sera, inizia da qui la nostra battaglia. Noi non molleremo né un centimetro del nostro territorio per i clandestini, noi non lo diamo.